Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora c'è chi Notav li coccola, li vezzeggia, li ricopre di elogi dai salotti della Gauche Caviar, dove sono tutti in fregola per la guerriglia urbana, ovviamente fatta dagli altri mentre loro si scambiano le tartine all'aperitivo radical. C'è chi Notav li prende in parola e noi siamo tra i secondi. Anzitutto li prendiamo, direi, in primis in fatti, cioè prendiamo sul serio gli esiti delle loro azioni. Gli esiti recenti, li, non ci stanchiamo di ricordarli, constano di 140 poliziotti feriti, 1 milione di euro di danni al cantiere della TAV, guerriglia urbana diffusa portata nei territori della Val di Susa. Ebbene, questi sono i fatti, ma poi anche le parole vanno prese sul serio. E sì, perché è stato diffuso da poche ore un comunicato del movimento Notav a ruota dei fatti, loro chiamano della contestazione, chiunque frequenti il vocabolario italiano chiama della guerriglia. Loro a ruota di questi, a ruota del divieto di campeggio inserito fino a lunedì 3 agosto in Val di Susa, perché il campeggio è semplicemente il campo base della guerriglia Notav, ebbene hanno scritto a più mani un comunicato letto durante una conferenza stampa in Piazza delle Armi a Susa, e crediamo non sia casuale sia fatta in Piazza delle Armi, tra l'altro. Ma andiamo alla sostanza. Scrivono in questo comunicato: i 2 compagni tedeschi fermati dopo la manifestazione, del 25 luglio sono oggi nel carcere delle Vallette. A loro va il nostro pensiero e la nostra solidarietà. Li vogliamo liberi ora e vogliamo la polizia e gli operai di Telt fuori dalla valle, dalla terra e dal sistema solare. Cioè questi viziati figli di papà che giocano alla rivoluzione vogliono i lavoratori in divisa, la polizia, e i lavoratori del cantiere, gli operai, fuori dal sistema solare. È espressamente una guerra di classe, e ha ancora sempre ragione Pierpaolo Pasolini, i privilegiati sono i teppisti della guerriglia, i proletari sono i poliziotti e gli operai che lavorano. Ma c'è di più. Continua il comunicato. Di fronte agli attacchi vigliacchi della repressione abbiamo un'unica soluzione: rilanciare. E allora ci prenderemo questi giorni per fare quello che volevamo fare, forse qualcosina in più. Giorni per conoscerci, discutere della guerra in corso. Ripeto, della guerra in corso. È virgolettato nel comunicato del movimento Notav, non è un'illazione di Radio Libertà. Proseguono, e delle complicità che legano il TAV alla catastrofe guerra fondaia degli stati e delle potenze di tutto il mondo, e come se fosse Antani potremmo aggiungere in clima da supercazzola, ma la cosa grave è prima. Perché questi comunicati, come dire, passano in cavalleria, vengono diffusi come se fosse il comunicato della sezione X del partito Y, cioè una normalità della vita democratica. No! In questo comunicato si dà per scontato che c'è una guerra in corso. Invito chiunque, ma lo sapete tutti ovviamente, ma fa finta di non saperlo gli intellettuali a supporto di costoro, andare a vedere il significato della parola guerra sul vocabolario. Costoro scientemente praticano e rivendicano nei loro documenti pubblici la guerra contro lo Stato, contro i poliziotti, contro gli operai, contro la convivenza civile. E allora ci affidiamo ancora a un esercizio di grammatica e di logica elementare. Se costoro stanno facendo una guerra, costoro sono loro che stanno chiamando lì in Val di Susa la presenza del soggetto deputato a intervenire quando c'è una guerra, ovvero l'esercito. Sono loro che parlano di guerra, si becchino quello che ci si becca in una guerra vera, non quella simulata e coccolata dagli intello di supporto. Si becchino l'esercito. Grazie a tutti, a domattina.